Amici di Sportisidi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la giornata numero 23 del campionato di Serie C2 che vede scendere in campo Città di Marsala e Palermo Futsal Club sul pallone e inizia anche il match. Fiorentino rischia tanto, Scariolo ruba il pallone, Scariolo San Martino! Fallo, si continua, Scariolo vuole la finta, lo salta ancora, va dentro, Scariolo palo! Chinnici per la Fiora che calcia e subito il palo di Fiorentino intercetta il pallone, può avanzare Fiorentino, è tornato Emanuele Fiorentino, l'esultanza la sblocca il Palermo e poi il cuore verso la telecamera di Fiorentino. Avanza il capitano, la Fiura, duetta, nicchia, Scarpitta, poi Fiorentino e Scarpitta fa un miracolo, che parata! Il risultato, perché non è così, poi calcia fortissimo Fina e San Martino respinge, ma c'è anche Catania vicino a lui, la Fiura contropiede, calcia e Scarpitta ancora rimane in piedi fino all'ultimo, ma la Fiura ha il piede caldo, lo dobbiamo dire. Andrà Fina e prende Gennaro, si chiedeva un tocco con il braccio, ma Gennaro aveva nettamente le braccia dietro, quindi insomma con il petto. Fiorentino, Luccio ruba il pallone, va giù, cerca un fallo, Fina non lo trova, poi gioca la terra, Gennaro fa sportata, Gennaro ancora apre tutto per la confusione di Farina che non sbaglia dopo l'assist della scorsa partita, trova il primo gol in maglia rosanera, l'abbraccio lo dichiara. Chinnici si lascia il pallone a lui, poi avanza il 10, allarga Fiorentino, Scarpitta e allontana Licari, poi bel dribbling di Lopresti. Fiorentino nel dribbling oggi deve ritornare un po' in condizioni, si vede, mette dentro Fiorentino ed ecco che smentisce subito Emanuele Fiorentino, ma che palla di Gennaro ancora, e qui l'abbraccio lo dobbiamo fare vedere di mister Gentile con Gennaro, che palla, che giocatore, e poi Fiorentino fa doppietta. Nuccio qui tiene, dichiara, brutto gesto, si continua ancora da Sorrentino e poi la presa spaccata sulle pallone spettacolo di Scariolo, 1-3, si è riaperta la gara. Ci scambia con Fiorentino, ancora Chinnici, bella giocata, va sul destro, calcia col mancino e poi palla fuori che non è entrato per tutto il primo tempo, poi Angileri ed ecco il gol ed è 2-3 Angileri, non sbaglia la prima occasione della sua partita, 2-3 dunque, poi sbaglia tutto Angileri e con la punta se l'è divorato Fiura con Nuccio che non lo vuole fare girare, va giù la Fiura, si continua ancora Fiorentino, Fiorentino Emanuele Fiorentino con 2-4 è veramente tornato Fiorentino, dichiara, la tocca verso la Fiora che la mette giù, la Fiora ancora, la Fiora e probabilmente la chiude il capitano, la manita di 5 vede la Fiora, poi fischietto in bocca, triplice fischio e questa volta finisce per davvero 2-5 il risultato tra Città di Marsala e Palermo Futsal Club.